Dopo gli anni di gare di campionato italiano, con Giorgio Nepoti e Rino Caracchi si era instaurata un'amicizia profonda. Allora così, scherzando, un giorno mi dissero: ah, ma per finire la tua carriera di pilota sarebbe bello andare a Daytona. Il lavoro in officina, a casa, al negozio, vendevo tante moto, andava bene. Allora così, quasi per scherzo, abbiamo detto: boh, noi prepariamo la moto, te organizza la trasferta, te paghi le spese per andare là, tu, tua moglie e la moto, noi veniamo a spese nostre e facciamo la vacanza in America. Per fare questa gara abbiamo deciso di comprare un 851, di prepararlo. NCR a Bologna lo prepararono. Franco Farnè, che era il capo della Ducati Corse quella volta, ci fornì tutti i pezzi di ultimissima evoluzione. Così mandammo la moto da Ferracci in America, che poi ce la portò in circuito a Daytona, e noi, parlando con gli amici, alla fine siamo partiti in 20 persone, amici di qui del Friuli, insomma. È stata una vacanza bellissima, un'esperienza bellissima, siamo andati anche bene nelle prove. È stato molto difficile perché quelle piste americane con le sopraelevate per noi non sono facili, però alla fine partivamo col quinto tempo, primo della seconda fila. Sono partito molto bene, terzo, quarto, così, e lottavo con un pilota della Honda America, non mi ricordo, il Quarterley, qualcosa del genere. E poi uscendo da un banking così ho preso una grande sbacchettata, si sono allargate le pastiglie dei freni e sono andato dritto. Allora poi 2 o 3 giri per capire se ero andato dritto per un problema o per la sbacchettata. Bon, poi i freni funzionavano, poi la delusione, diciamo, è andata un po' scemando, ho cominciato a vedere qualcuno, tira. Quando mi sono fermato per il cambio gomme ho visto che i meccanici ai box erano tutti molto agitati, quindi ho detto: ma non deve essere poi così male, no? E poi al penultimo giro, uscendo dal banking, ho visto nella colonna dei primi 10 al 10° posto il mio numero. Così ho insistito ancora un po' e sono arrivato nono su una cinquantina di partenti, quelli che partono per la gara lì, non mi ricordo, 50, 55, insomma quello che era. Potevo fare quarto, quinto sicuramente. Nei primi 3 era molto dura perché erano piloti molto forti americani, ma comunque è stato bello.